Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura il rinvenimento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Trappeto nel Palermitano. Secondo una prima ipotesi potrebbe essere stato portato a riva dalle onde e potrebbe trattarsi di un migrante. Disposti domiciliari per Andrea Cangemi, accusato di avere provocato la morte del ventenne Francesco Bacchi, ucciso fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate domenica scorsa. Questa mattina, nel corso dell'udienza di convalida, l'indagato ha risposto a tutte le domande delle parti. E in prognosi riservata invece un 34enne ricoverato a Villa Sofia a seguito di un pestaggio a suon di mazzate e colpi di bottiglie avvenuto dopo una lite all'esterno di una taverna di Palermo. E passiamo allo sport, ancora acquisti in casa Catania per questo mercato invernale. Dopo le voci insistenti delle ultime ore sembra tutto fatto per il colpo Stefano Sturaro, ufficializzato anche Salvatore Monaco, figlio dell'ex rossazzurro Gennaro. E in chiusura il meteo, continua in Sicilia anche per domani l'ondata di caldo anomalo, previsto da domenica 21 un cambio di rotta. Ed è tutto per questa edizione, i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.